Bia, teniamo bisogno di far fuori uno che deve entrare a Januari stasera. Ho capito, principale. Quanto pare che lo dico a Giorgio, vedi. C'è solo un problema, però. Solo uno? C'è ieri. Principale, lo sai che ogni santa sera viene Pascale. Sicuro vede movimenti strani e vi spiccia che ne costringe con l'ufficio un mangia gratis vita durante. Pascale. E non figli di puttana, principale. D'amore, domani. Vabbè, ci penso io a Pascale. Tu sai Giorgio, che qui era tutto contento quando sapeva che può uccidere ancora. Te lo via la voce, principale, t'ha sentito. Stai chianci di gioia. C'è un culaccio da muerto. Sa pure come chiude. Signor Pascale? Chi è? Il principale te lo fa Januari, sono. Ah, principale, t'ha posto? Sì, ma tu sempre così rispondi al telefono? È la tecnica mia, principale. Ci apre le danze con un culaccio da muerto? Non sono mai telefonate di pizza. Senti qua, Pascale. Sacci che a te piace fare investigazioni. C'è, ha muerto un cununo, vedi? Sì, purtroppo. E tu praticamente me la scopri c'è stato. E ci è stato. Non lo so, ti sto mano da apposta. Vabbè, ma almeno posso sapere, ci è stato? Prima con fuoco, No, Pascale, tu da scopri c'è stato. Allora è un caso difficile. Stono soldi? Sì, però solo ci scopre l'assassino. Ci magari mi riditto ci era, a sto raggiamo risolto, no? Comunque, me la dice tutti gli indizi che tieni. Allora, guarda, stava un tizio con il figlio suo, in una macchina a Campomarino. E poi hanno fatto un incidente stradale. La Tana è morta sul colpo, il figlio si è nasciuto in coma. Ho portato all'ospedale poi? Sì, il primario dell'ospedale ha visto sto guagnone in coma e ha detto: questo ragazzo non posso operarlo, è mio figlio. C'è fuoco, che c'è già muerto la Tane. Lo so, infatti mi da scoprire chi è sto primario. Iddo ti darà l'indizio finale. Cosa la face sto genio? A Campomarino, c'è un bar che si chiama Laos. Da si imbriaca solitamente. Puro. Sentito giù. Pure il dottore ormai si imbriacano. Come sta ma squadre? E poi no? Che cazzo significa questo è mio figlio non posso operarlo? Si dice che i dottori non ci possono operare i figli propri. C'è pigliano la corrente, Ede? Non lo so, forse le tremano di più le mani. Quando si tratta dello figlio suo, no? Appunto, piglia la corrente e le tremano le mani. Ma che cazzo c'entra la corrente, mo? Ma secondo te, piccetto non ci puoi rascare con sorda? Che poi piglia la corrente, sangue dello stesso sangue, compà, scoppia tutte cose. Ma che c'entra sorma col dottore? Sorda c'entra con tutte, compà, fate una ragione. Sangue dello stesso sangue, non ci Fatene piglia la ragione. corrente. Ma dove li leggi ste puttanate? Non stai bisogno con gli leggi, basta con ragione. Lo sangue, infatti, o è RH negativo o positivo. Piglia la corrente in base, rizzano le capite. Vabbè, ammesso che piglia la corrente, che succede dopo? Muore carbonizzate. Ah, ti ho capito. Tu mi sa che sei uno di quelli che credono che ci ti faccia una pugnetta e diventi cieco. No, vabbè, quella è una puttanata. Però se la face sorda la pugnetta si carbonizza la pizza all'istante. Questo è mio figlio, non posso operare. Ma non è che sto primario è lo papa? No, che cazzo c'entra lo papa? Non lo so, qui tu si pensa che è l'attana di tutte. No, non c'è lo papa. Forse sto primario è un'infermiera con la fissa che vuole mio figlio. La mamma, sapete? La mamma. Ma c'è un embriaco qui? Già, passami qui due cocktail da. Mozzati e pigliatelo, cremo. Ma c'è te montato la capo, mo che hai bevuto un par di coca e rum? Mozzati e pigliatelo. Lo sai che una volta gli ho visto mamma da che si inchianavano un paio tendone? Mozzati e pigliatelo. Comunque, questo è mio figlio, non posso operarlo. Mozzati e pigliatelo. Non ci capisco. Se la Tana è morta in tale incidente e poi lo primario dice che è figlio sua, allora vuol dire che lo vero padre è dello primario. Solo che ha avuto l'assa alla mogliere quando il figlio era ancora neonato. Pizza ancora non ci capite. Avete 3 ore che non sto ne dicendo. Lo primario la mamma sapete. La mamma sa di C. Lo primario è della mamma dello figlio. E quello dice questo è mio figlio non posso operarlo. Hai capito? Che mo primario è una femmina, Ede? Pizza comprato su un caso disperato. Cioè, lo sai che quando si imbriaca per una persona come si deve? Vi serve qualcosa? Tu sei lo primario? Sì, io Mario sono. Che è successo? Niente, io sono l'ispettore Pascale e questo è Giovanni, il mio aiutante. Un po' rimbambito che si pensava che tu eri una femmina. Ispettore. E che cosa vuole da me? Niente, vorrei sapere degli indizi. Japan Ice, Long Island, Negroni. Pizza c'è il casino. Altri indizi li tieni?
Heineken, Raff, Tennis, Ceres, Corona, Bex. Ciao, ma che cazzo è dell'assassino allora? Non lo so, forse il primario ci nasconde un segreto. Ti nascondono un segreto? L'unico segreto che tengo è il segreto del mojito. E qua è? A ta scrafagnana lucertola antracitana e la ta giranta lo ghiaccio. Lo mojito con la lucertola antracitana? Qua è quella cosa che fa dire alle persone: Madò, in quel locale fanno un mojito tremendo. La lucertola antracitana. Hai capito bene? Più di questo non posso dire. Che c'è, hai detto, questo è mio figlio e non posso operarlo? C. Sì? Tu? Io. Non sei tu lo primario? Aspetta, ma non è che ti hanno fatto quell'indovinello? Sarebbe? C'è uno con suo figlio che fa l'incidente con la macchina. Suo padre muore sul colpo. Il figlio viene portato in coma all'ospedale. Quando il primario lo vede, dice: io non posso operarlo. Questo è il mio figlio. Chi è lo Chi primario? è il primario? La mamma è il primario, signor La Pascal. mamma sa di chi? La mamma di quello che ha fatto l'incidente. E che stai facendo già all'ospedale la mamma sa dello Vagnolo? Lu primario. Aspetta, fermi tutti. La mamma sa dello Vagnolo se la face che l'altro primario. Pizza compà, tu sei un caso disperato. Ma tu ci senti? Io. Mario. Mario? E lo primario ci è? La mamma di quello che ha fatto l'incidente. Capisci? Anche che si chiama primario non vuol dire che ha essere per forza uomo. Un primario può essere anche una donna. Capito Pascal? 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 Tutto a posto? La mamma è dello primario e non c'è in grado coopera. Cioè minchia la mettono a fare come primario a questo. Noni, sta cristiana sa che opera, è solo il figlio che non ci può E operare. piccè, c'è sape che lo figlio porta le petucchie? Quando i medici si trovano davanti i parenti preferiscono non operare. Per ragioni emotive. Innanzi le parenti? Ma sti parenti non si fanno mai le cazze loro? Poi, ad osservare, no. Ci non bisogno di cocktail. Solo mistellassi. Non vi quanta gente che ste. Lo fa già no, stavo Mario, non mi rompere le coglioni. Mamma mia, c'è serata. Ma alla fine, l'hai capito, c'era l'assassino? E certo, E c'era. la mamma sa. La mamma sa. E piccè. È semplice, Giovanni. E dammi su fuori uso la macchina sapendo che lo marito va sempre fuggendo, no? Quando quello preso lo marito ha picchiato la macchina, ora ha pensato a quanto è stupido quello figlio. E oggi ha detto, ehi, vatti a fare un giro con papà, mamma, va, vai bello, va. Dopo l'incidente è uscito dall'ospedale, si è travestito di primario. È vero, così teneva la scusa che non lo operava. Bravo. E così si è levato in mezzo, tutti e due, marito e figlio. Ha picchiato 2 piccioni con una fava. No, Giovanni, ha picchiato 2 fave con un piccione. C'è piccione. O piccione della mamma, sa.